Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. È all'insegna della pragmaticità l'intervento sulla società di trasformazione urbana Parco Produttivo del Fiumicello, del sindaco di Santa Margherita d'Adige Giuliano Nicoletti. In sintesi, il paese da lui governato si trasformerà in pochi anni da paese a prevalente economia agricola a polo industriale del Montagnanese. Il parco produttivo del Fiumicello inizierà proprio da Santa Margherita d'Adige, acquisendo i primi lotti del piano regolatore, approvato dal Consiglio Comunale prima dell'entrata in vigore della nuova legge regionale urbanistica, che l'ha ricompreso all'interno del megapolo produttivo. Santa Margherita ha un indubbio vantaggio. La nuova superstrada ha uno svincolo a poche centinaia di metri dal centro del paese e la variante della SR10 si incrocia con l'autostrada mediante una sopraelevata. Il paese è in fase di profonda trasformazione, crisi permettendo. E sappiamo che lei è stato uno dei promotori del Parco del Fiumicello. Come è nato? Sì, il Parco Produttivo del Fiumicello non è che sia stata solo un'iniziativa mia, è stata mia ma anche di altri interlocutori e di altri comuni. È nato partendo da un discorso che si era fatto fra 5 comuni, Santa Margherita, San Fidenzio, Montagnana, Meliadino, San Fidenzio e Casale. Poi per motivi vari siamo rimasti in 3 comuni. Comunque il Parco Produttivo del Fiumicello nasce con l'obiettivo di riorganizzare il territorio sotto il profilo anche delle aree produttive a seguito della legge regionale 11 del 2004, che punta alla salvaguardia, si chiama, la legge urbanistica si chiama Governo del Territorio, quindi mira a raggruppare le attività produttive in zone abbastanza omogenee per cercare di non distruggere territorio come è stato fatto fino adesso. Si è partiti da Santa Margherita non solo perché è al centro del polo produttivo del Montagnanese previsto nel PATI, ma anche perché a Santa Margherita ci sarà il casello dell'autostrada e uno svincolo della SR10. È una zona che attira insediamenti produttivi? Bravo, è una zona centrale rispetto anche alle previsioni del PATI, che sono in armonia con quanto è previsto dalla legge 11, la nuova legge urbanistica regionale, ma in questo comune già col piano regolatore del 2004, proprio in virtù di una prospettiva di un polo che era previsto nel piano territoriale provinciale, quello vecchio, cioè una zona da dedicare urbanisticamente a un polo produttivo. Qui avevamo, nell'approvazione del piano regolatore di Santa Margherita d'Adige, inserito un polo produttivo in questa zona di circa 270-275 mila metri quadrati. Quindi avevamo anche lo strumento, appena approvata la società, di partire subito con le urbanizzazioni, che poi per subito nell'amministrazione pubblica vuol dire tempo, perché si è dovuto fare l'individuazione dell'ambito, approvare gli ambiti, avvisare i proprietari dei terreni. Avete già venduto dei lotti? Non abbiamo venduto dei lotti come società perché non abbiamo ancora definito il progetto esecutivo, insomma è il capitolato finale delle spese. Comunque ci sono delle prenotazioni. In settembre dovremo approvare il progetto esecutivo di 2 ambiti, sono 3 ambiti funzionali sui 250.000 metri. La società ha acquisito già circa 200.000 metri quadri di aree su 257 per un ammontare di 4 milioni già investito e 800.000 euro in Santa Margherita. Quindi un primo vantaggio per i cittadini di Santa Margherita, per quei fortunati che avevano i terreni lì, è già arrivato. Quindi per settembre il CDA approverà il progetto esecutivo, il piano urbanistico e preliminari sono già stati approvati, il progetto esecutivo del secondo e terzo ambito che partono dall'SP18, poi si farà la gara d'appalto e si andrà ad appaltare i lavori, iniziare i lavori con l'inizio del 2011 e quindi saranno interpellate le ditte, che ce ne sono abbastanza visto i periodi che hanno fatto richiesta, per vedere se confermano quelle richieste che avevano fatto ancora 1 o 2 anni fa.
Santa Margherita d'Adige attende una vera trasformazione con un rimpianto. È un peccato che quegli stralci di campagna rimasti con viottoli e alberature, come negli anni del dopoguerra, debbano cedere il passo al cemento, permettendo però ad altri paesi del Montagnanese di salvaguardare l'ambiente da lottizzazioni produttive e di intraprendere altre forme di sviluppo.